Siamo pronti per la seconda puntata della trasmissione Aspettando i Penalty Awards, che saranno di scena qui a Belpasso il 20 giugno alle ore 16 con ingresso gratuito al Teatro Nino Martoglio. Anche per quest'anno l'evento più importante del calcio dilettantistico ritorna in scena. Sarà la 9ª edizione. Penalty Awards 2022. Ancora una volta protagonista assoluto il mondo del calcio non professionistico. Un grande galà con la premiazione dei migliori della stagione 2021-2022. Penalty Awards 2022 9ª edizione, lunedì 20 giugno alle ore 16 con ingresso gratuito presso il Teatro Nino Martoglio di Belpasso. Per vederlo in TV l'appuntamento è per il 27, 28, 29 giugno alle ore 13 su Telerent 7 Gold, canale 15 del digitale terrestre. Penalty Awards 2022, una produzione esclusiva Play Village. Conduce Ettore Tortorici. Siamo con Fiorella Vadalà, assessore allo sport di Belpasso, colei che ha voluto fortemente ancora una volta i Penalty Awards qui a Belpasso. Dal lontano 2017 adesso ai giorni nostri è passato tanto tempo, anche la stessa manifestazione giustamente si è evoluta negli anni e arrivare oggi a Belpasso è sicuramente sinonimo di certezze. In questo caso il comune di Belpasso ce ne ha date tantissime e in questo caso soprattutto la figura dell'assessore è stata predominante. Come vi state preparando per vivere questa 9ª edizione dell'evento più atteso del calcio dilettantistico siciliano? Ci stiamo preparando in maniera ovviamente entusiasta e soprattutto energica, perché sarà una bellissima serata e soprattutto festeggiare queste celebrità del calcio siciliano, che per noi sarà un onore ricevere nel nostro amatissimo teatro comunale Nino Martoglio. La cosa più bella è che non ci sarà soltanto l'evento sportivo, ma il contorno anche di alcuni premi importanti, dalla stampa al personaggio TV. Insomma, ancora una volta i Penalty Awards vogliono rappresentare un punto fondamentale dello spettacolo. Sì, diciamo che è un'onoreficenza che si dà ai personaggi più importanti che hanno contribuito a rendere questo sport ovviamente quello che è, quello che noi lo dobbiamo, noi lo dobbiamo considerare, perché per esempio mi diceva il professore Calvagno, che è uno storico calciatore del Belpasso, ma non solo del Belpasso, anche di altre squadre, mi ha regalato il suo libro che si chiama Il mio calcio, che ha scritto lui stesso. La sua dedica è stata dedicato al calcio che non è più quello di una volta, come quello di una volta, quello che lui ovviamente ha vissuto in prima persona, perché ai tempi il calcio era sicuramente diverso, si viveva per passione, per sacrificio. Il calcio è uno sport che sicuramente viene vissuto in prima persona, però è avallato anche da dei contorni abbastanza remunerativi che possono quindi gratificare il giocatore, la squadra e la società. Per questo poi tutto attorno noi possiamo assolutamente premiare le personalità eccellenti e quindi grazie a Ettore Tortorici che ci ha dato questa bellissima opportunità di portare a Belpasso questa kermesse. Una kermesse giunta alla sua 9ª edizione in abbinamento decisamente con il tuo assessorato che parla di sport, che non è necessariamente solo calcio. Assolutamente sì, non è solo calcio e spesso io gli do un valore diverso al calcio, perché ricordo benissimo mio fratello Salvo Vadalà che mi ha insegnato ad amarlo, soprattutto dopo che non c'è stato più. Quindi per questo io magari ritengo che portare avanti questo sport dal punto di vista della passione e del sentimento, nonché dell'amore che si prova nei confronti della condivisione di una squadra. Poi è chiaro che qui a Belpasso
Belpasso a livello di sport ovviamente c'è una serie di società che ci gratificano con la loro presenza, come il tennis club, il rugby fatto da ragazzi, anche il tennis tavolo, che è una società di ping pong che ci gratifica con i loro tornei, oltre anche una nuova disciplina, ad esempio il Nordic Walking, che si tratta di una camminata esclusivamente all'aria aperta. Quindi non vorrei dimenticare ovviamente la pallavolo e la box, però queste sono delle discipline che sappiamo essere classiche, come anche la pallacanestro. Quindi ringrazio tutte le società che si prodigano per il paese di Belpasso e per i giovani. Un assessorato che si è evoluto anche in quelle che sono le strutture, no? Perché sono necessarie poi alla fine proprio per praticare lo sport. E ancora non ci fermiamo, abbiamo ovviamente accesso a molti finanziamenti, tra cui quello che abbiamo appena finito è stato quello dell'efficientamento energetico del campo sportivo, ma andremo avanti col PNRR che prevederà di sistemare il campo da rugby, e poi ci affideremo anche a sport e periferie. Il mio sogno è sistemare il manto erboso del campo Nuccio Marino prima di andare, diciamo, alle nuove elezioni. Parliamo adesso di quella che è la vera e propria cartolina di Belpasso. Dopo il sindaco tocca a te raccontarci con le tue parole le motivazioni che potrebbero spingere tutti a venire qui a Belpasso. La cartolina di Belpasso è il Belpassese. Io ricordo la Belpassese che grazie proprio a Nuccio Marino ha importato il bellissimo calcio, la disciplina del calcio qui a Belpasso, togliendo molti ragazzi dalla strada e creando, diciamo, una tacca storica qui nel nostro paese. Quindi per questo lo ringraziamo e lo ricordiamo sempre. Tutto questo dal punto di vista sportivo, mentre invece dal punto di vista culturale cosa spingerebbe insomma, il visitatore a tornare oppure chissà venire per la prima volta qui a Belpasso? Per quanto mi riguarda sicuramente la Città delle 100 Sculture, che è un brand organizzato dall'ex sindaco Carlo Caputo che ha lanciato proprio, e noi cerchiamo di rinnovarlo continuamente e continuare questa volontà, perché associare un paese a una sua peculiarità è fondamentale, e la pietra lavica ovviamente ci rimanda non solo a un prodotto locale ma anche alla nostra madre Etna, e quindi perché non visitare Belpasso? Accanto ad una delle 100 statue che rappresentano uno dei punti di riferimento culturali di questa straordinaria Belpasso. Sono qui per dirvi che ci vediamo subito dopo la pubblicità con il meglio dell'edizione 2021.
Dal cuore della Sicilia, tra le profumate ginestre e lo splendido azzurro spicchio del mare Mediterraneo. Penalty Awards 2021, 8ª edizione. O tempo che si fa, ma non voglio fare niente. È come i rarreri a meno di 100 anni. Giomari in cialocchi, la musica do vento. Il sole sta cuocendo, pare tutto ca. Rosso scompari, poggiato sopra mari. E si fa tagliare e poi se ne va. Il cielo che ne stitti, il sale nei capiti. La luna è troppo bella, dall'omino sto mare. Sto piscina ti passa su te ammi. Ti punta non ti lascia più una pace. E ora non ne va, e ora che fa? Fa sembrava andarreri, di musica riperi. Mizzica, pizzica, muzzica, pizzica, 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 muzzica, pizzica, mizzica, pizzica, muzzica, pizzica, mizzica, pizzica, muzzica, pizzica. A sta terura picca c'è poco che fare, si sempre condannato, sembra travagliare, o tempo come loro, tutti la ciccari, a toglionnate soli, tutti la inventari, isolati doni, correnti naturali, a gente in casa rosti, a rinasci a parlare, resta a bocca aperta, s'arricia lo cori, si scandato cimento, si scanda scompare. Stupisci che ti passa su te anni, ti punta non ti lascia più una pace. E ora non ne va, e ora che fa sembrava andarreri, di musica liberi. Mizzica, pizzica, muzzica, pizzica, mizzica, pizzica, muzzica, pizzica, mizzica, pizzica, muzzica, pizzica, mizzica, pizzica, muzzica, pizzica. Ora rispettare, tu ce la finire, ora la capire, chi sta la tua terra, chi sta il tuo mare, sangue di tuo pace, l'olore di una marcia, il pane dei tuoi figli, e la tua ricchezza, la volere bene, botte lanciocori, inchilata d'amore, d'amore. Sto vicino ti passa su te anni, ti punta non ti lascia più una pace. E ora non ne va, e ora che fa sembrava andarreri, di musica liberi. Mizzica, pizzica, muzzica, pizzica, 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 Penalty Awards 2021, 8ª edizione. Presenta Ettore Tortorici. Buonasera, buonasera. Un applauso per Antonio Monforte. Complimenti, come al solito fai sempre centro con la tua musica popolare modernizzata. Sì, modernizzata. Questa non è una bella non è canzone. il siciliano classico, ecco. Però devo essere sincero, ancora una volta fai centro perché entri nel coro della gente. Uso il dialetto siciliano, però poi faccio quello che mi passa per la testa. Bravo, complimenti. La canzone nuova si intitola Mizzica Pizzica. E come si è appizzicato. Grazie Antonio Ciao, Monforte. ciao a tutti. Grazie. Allora, buonasera e benvenuti all'8ª edizione dei Penalty Awards 2021, edizione che viene ospitata da questa bellissima location, quella di Palma di Montechiaro, che è il cuore, secondo me, della cultura siciliana. Attraverso Tomasi di Lampedusa è riuscita ad essere presente praticamente da sempre nel cuore della letteratura mondiale. Sappiamo tutti che Il Gattopardo è un romanzo che ha accompagnato noi giovani, ma tantissimi altri uomini che amano la cultura.
Quando parliamo di cultura parliamo soprattutto appunto di Palma di Montechiaro, ma parliamo anche, lo avete visto entrando, di questo palazzo ducale e della sua straordinaria scalinata davanti alla chiesa madre, che sono due punti, due cartoline di questa provincia agrigentina che abbiamo sicuramente apprezzato noi di Penalty Awards da qualche mese, ma che comunque è conosciuta veramente in tutto il mondo. A rappresentare il comune e l'amministrazione di Palma di Montechiaro abbiamo qui il sindaco Stefano Castellino. Allora, noi dobbiamo giustamente attenerci a delle regole riguardanti il Covid, quindi adesso, signor sindaco, eccolo qua il suo microfono sterilizzato. Allora, siamo contenti della sua presenza perché noi abbiamo sposato la sua bella idea di grande rilancio di Palma di Montechiaro, un progetto che ci vedrà insieme per qualche stagione, siamo doppiamente contenti e poi insomma abbiamo soprattutto amato ancora di più questa cultura che c'è in questa bellissima provincia agrigentina, ma soprattutto a Palma. Grazie Ettore per le tue meravigliose parole, buonasera e benvenuti a tutti gli illustri ospiti qui presenti e a quelli che ci seguono da casa. Palma di Montechiaro è terra di cultura, la provincia di Agrigento è terra di cultura. Nel giro di pochissimi chilometri trovano i natali tra gli scrittori più importanti del Novecento, da Luigi Pirandello a Tomasi di Lampedusa, a Leonardo Sciascia, e chi più ne ha più ne metta. Basti pensare che addirittura una strada statale, quasi un'autostrada, è dedicata agli scrittori. Talmente pulsa di cultura questa terra. Questo è il palazzo Tomasi, Ettore, il palazzo dove, dicevo poco fa, nei momenti in cui si amministra vi sono momenti più o meno semplici. Noi siamo orgogliosi e onorati di rappresentare questa comunità, ma ci sono dei momenti sicuramente in cui vi è una tensione diversa. E rifugiarsi qui ti ristora l'animo, ti ristora la vita, perché puoi vedere Benticò, dicevo poc'anzi, passeggiare per le stanze di questo palazzo, puoi vedere il principe Salina disquisire con il soldato inglese sul contrasto tra le bellezze siciliane e quella incuria che nel romanzo fa sempre da contraltare. Noi siamo felici e onorati di avervi a Palma di Montechiaro. Piacere doppio anche nostro. E siamo felicissimi che questo premio, almeno fino alla 10ª edizione, chi mi conosce sa che sono molto legato col numero 10, almeno fino alla 10ª edizione sarà. E noi siamo ben qui, contenti. Un ringraziamento va dato a tutti i miei collaboratori, agli assessori, ai consiglieri, a Francesco, a Ettore, a Ciangio, alla protezione civile, ai vigili urbani, permettimelo di farlo, certamente, a tutti coloro i quali hanno dato il massimo per realizzare questo evento, agli sponsor importantissimi e a tutti coloro che hanno dato il loro contributo. Palma di Montechiaro ha riscoperto la sua gloriosa storia e vuole narrare e raccontare al mondo la sua magnificenza, in punta di piedi, con umiltà, ma consapevole, con forza, della sua bellezza che ormai si perde nella notte dei tempi. Che bella cartolina che ci hai disegnato, complimenti. Grazie. La città del Gattopardo alla ribalta della cronaca per un fatto alquanto positivo, signor Sindaco. Sì, abbiamo ospitato questa 2 giorni meravigliosa. Ieri abbiamo avuto il primo premio Donna Fugata, oggi siamo qui ad ospitare il più importante premio siciliano per il calcio dilettantistico. Abbiamo le eccellenze del calcio siciliano ospiti e siamo onorati di averli ospiti a casa nostra. Ed è questo il primo evento che terremo qui. Per un triennio questo importantissimo premio ha trovato casa e la casa è la casa della città del Gattopardo e siamo onoratissimi di poterla ospitare. Un ringraziamento va a tutta l'organizzazione, a Francesco Bellia, a Ettore Tortorici, ai miei assessori, ai miei collaboratori e a tutti coloro i quali si sono spesi con passione, impegno, orgoglio per dare ancora una volta un'immagine bella della nostra città, l'immagine più bella, l'immagine più vera, perché noi siamo qui per urlare al mondo viva Palma di Montechiaro e le sue bellezze. Soprattutto per questa splendida location, Sindaco. E per me è una location
Io quando vengo qui, al di là dell'evento, a volte amministrando si possono avere momenti di tensione. Mi vengo a rifugiare qui perché è un luogo che va al di là dello spazio e del tempo, dove posso vedere passeggiare Bendicò insieme al principe Salina, dove posso confrontare con me stesso, col mio animo, in un luogo veramente paradisiaco e che abbiamo ridato alla città e al mondo, e speriamo ancora di più di abbellirlo ancora di più, perché questa città merita veramente tanto. Sì, lo dico sempre, intanto grazie per avermi invitato, è la prima volta che partecipo a questo spettacolo, a questa manifestazione, sono veramente contento di esserci e naturalmente partecipo con l'entusiasmo che caratterizza sempre le cose che faccio. Ecco, abbiamo ripreso, siamo ripartiti nonostante tutto e nonostante tutto, e guardiamo avanti perché la prossima settimana andremo a ratificare i nostri campionati, l'inizio dei nostri campionati, dei campionati di eccellenza, dei campionati di promozione, dei campionati di Serie C1 di calcio a 5. Ci conforta il fatto che le società si sono iscritte quasi tutte, quindi questo significa che c'è tanta voglia di ritornare a giocare, tanta voglia di partecipare. Ci conforta il fatto che si sono iscritte con entusiasmo, che ci hanno dato fiducia, che vogliono continuare. Io a tutti dico soltanto una cosa, che è quello che oggi vale. Oggi ripartire significa che non dobbiamo più né fermarci né tornare indietro. Condivido. Quindi ripartire significa che dobbiamo ripartire in sicurezza, e questa battaglia che stiamo conducendo per la vaccinazione è una battaglia che non finisce qui, che continua. Tutti ci dobbiamo vaccinare, tutti dobbiamo essere vaccinati, perché soltanto vaccinandoci non corriamo il rischio di essere fermati. Questa è la nostra vera battaglia. Abbiamo due momenti importanti: facciamo una grande battaglia per l'impiantistica sportiva, ne facciamo una per la vaccinazione, perché oggi se non ci vacciniamo non abbiamo futuro. Quindi questo è il mio invito, l'invito che faccio a tutto il sistema calcistico, e non solo al sistema calcistico, perché anche per entrare negli stadi è previsto il Green Pass, quindi per favore vacciniamoci e andiamo in sicurezza. Presidente, sicuramente un gran bell'evento quello promosso da Ettore Tortorici. Certamente, l'ho conosciuto quest'anno, questo evento, mi dicono che è un evento che già ha fatto più edizioni, sono venuto con piacere, stamattina abbiamo fatto un bel convegno nel quale abbiamo parlato anche di ripartenza, delle questioni che riguardano il calcio siciliano, il calcio dilettantistico e di tutto ciò che è connesso a questo. Sono contento di essere qua, sono contento di partecipare, ma soprattutto sono contento perché le cose stanno andando bene per le iscrizioni, e questo mi lascia soddisfatto. A proposito di ripartenza, Presidente, come sarà la nuova stagione? Porte aperte? Beh, certamente porte aperte con le limitazioni dovute all'incombenza della pandemia, penso che chiederanno il Green Pass. Io faccio una grande battaglia, come lei sa, per la vaccinazione, credo che dobbiamo vaccinarci tutti, che dobbiamo aspettarci un ritorno del Covid in autunno, e per poterlo fronteggiare abbiamo una sola via: vaccinarci, e con la vaccinazione possiamo fronteggiare, possiamo andare avanti. Il protocollo che è stato esitato dalla federazione insieme all'organismo tecnico-scientifico prevede per le categorie, diciamo così, di preminente interesse nazionale di avere il Green Pass ed in alternativa al Green Pass il tampone. Per le altre categorie prevede invece l'autocertificazione e naturalmente il Green Pass. Io credo che è necessario e giusto allargare quanto previsto per le categorie eccellenza a tutte le categorie, perché soltanto così noi possiamo fronteggiare il problema. Si tratta di tutela della salute, e la tutela della salute si va a tutelare nella stessa maniera in eccellenza e in terza categoria. Per quanto mi riguarda, per quello che è la mia sensibilità, se mi si ferma la terza categoria è come se mi si fermasse l'eccellenza. Dobbiamo ripartire tutti, e dobbiamo ripartire in maniera uniforme con le stesse tutele. Adesso, dato che tu sei qui, ufficialmente sarai premiato come personaggio che ha legato il suo nome ad una carriera importantissima. Premio alla carriera a Roberto Sorrentino. Consegniamo subito la targa anche per Roberto Sorrentino ed il pacco di Bacco, gioco di parole. Battuta?
Insomma, sono 38 anni che manco dalla Sicilia calcistica. Venire qui per la 16ª volta, parlo della Sicilia, e ricevere ancora una volta un premio significa che è un feeling che non potrà mai finire. Poi volevo un attimino dire a Umberto: hai vinto perché mi hai detto che sei di Catania e c'è la mia maglia, se no non lo vincevi il premio miglior portiere. Dove è andato? Quindi di nuovo complimenti a tutti e grazie per l'invito. Grazie a Roberto Sorrentino, grazie. Premio alla carriera ai Penalty Awards. Premio Un uomo per lo sport 2021 ai Penalty Awards abbiamo Fabio Capuana. Ciao Fabio, adesso arriva il microfono, eccolo qua, il microfono a Fabio Capuana. Allora Fabio, mettiamoci un po' più al centro, perché il calcio deve essere al centro dell'attenzione anche dei giovani, perché tu porti avanti delle accademie nelle Madonie che hanno un successo impressionante, il tuo nome è sempre legato ad iniziative dove il sociale è forte e soprattutto il linguaggio che parlate è quello della gioventù, è quello dei bimbi, che per essere compresi è sempre molto difficile. Buonasera a tutti, intanto volevo ringraziare te e tutti i presenti e le autorità sportive presenti, anche le autorità politiche che sono presenti oggi. Sì, abbiamo nel mondo giovanile è la vita, è quello che poi aspetta, ciò che precede quello che stiamo vivendo oggi. Quindi è un movimento importante che cresce, un movimento importante che stiamo cercando di foraggiare il più possibile e che abbiamo intenzione di continuare a mandare avanti, perché quella è la vita e quella è ciò che poi porta al risultato che abbiamo oggi con questa fantastica iniziativa che da tanto tempo tu porti avanti. Io sono emozionato e molto onorato di Hai perso anche qui. la voce. Ho perso anche la voce, sì, veramente. Però la tua voce serve per alimentare tutto il progetto delle scuole calcio che stai portando, e credo che io ti ho visto come lavori e credo che il linguaggio che voi adoperate è il linguaggio più semplice, perché arriva diretto anche al cuore, perché i ragazzini hanno bisogno anche di avere accanto non soltanto l'allenatore, ma un amico, un istruttore, un maestro di vita. Sì, è tanto un messaggio di inclusione, perché è una iniziativa nuova, diciamo, specifica nel suo genere, perché non esiste in Italia, ci sono state qualche tentativo, abbiamo quasi 22 società che vanno da Santo Stefano di Camastra a Bagheria, che si sono associati come settore giovanile in un unico, diciamo, consorzio sportivo e calcistico, dove mettono insieme a disposizione e dove si fa formazione, dove si fa, gli allenatori condividono le proprie idee, i dirigenti condividono quelle che sono le proprie idee, i propri percorsi, e quindi è un messaggio di inclusione che vogliamo mandare, perché essendo le nostre delle zone, diciamo, un po' più, come dire, isolate, quindi soltanto con l'unione possiamo riuscire a fronteggiare quelle che sono le metropoli. È il percorso giusto, ne Grazie, sono pienamente convinto. Grazie. Allora, per premiarti invito qui l'assessore al turismo del comune di Palma di Montechiaro, ovvero Salvatore Acri. Salve assessore. Allora, a questo punto arriva anche per il nostro uomo dello sport Fabio Capuana il riconoscimento con la sua bella partecipazione a questa 8ª edizione in questa bellissima cornice di Palma di Montechiaro. Ecco la nostra splendida Federica, consegniamo a Fabio Capuana la targa, perché poi voglio parlare anche del pallone. Eccolo qui, facciamo un applauso a Fabio Capuana. Grazie. Guarda Fabio, siccome tu hai a che fare con le scuole calcio, abbiamo anche il pallone ufficiale di Freddo Neve, che è il nostro... è un pallone molto interessante. Le scuole calcio ne fanno incetta, soprattutto in Emilia Romagna e in Lombardia, e credo che possa diventare il nuovo amico dei nostri piccolini. Okay? È l'attore principale. È l'attore principale, è vero. Grazie a Fabio, complimenti per tutto. Grazie.
ed il nostro premio dedicato al personaggio TV è un premio tutto al femminile. Ed invito qui sul palco colei che lo vince, ovvero Ornella Giusto. Ornella Giusto, che io conosco da tantissimo tempo. Il microfono, Ornella. Una donna bellissima, personaggio TV, teatro, cinema, fiction, non so più dove sei. Sei ovunque, perché il tuo volto, che tra l'altro è molto siciliano, molto mediterraneo, e questa cosa ci lusinga e ci fa piacere, ti vede sempre protagonista. Adesso so che stai preparando un progetto teatrale bellissimo, ma parliamo per un attimo delle tue sensazioni entrando in questo spazio dove la cultura e l'arte esplode in ogni centimetro. Intanto buonasera a tutti, sono molto contenta di essere qui a Palma di Montechiaro, sono contenta di essere qui in Sicilia, a respirare finalmente l'aria della mia terra, dato che ormai da tanti anni vivo a Roma, però spesso io torno spessissimo in Sicilia. C'è una corda che ti tira. Mi ricarico, ecco, quindi vi ringrazio di avermi comunque invitata a questo bellissimo premio. Sono contenta di... Ne ero convinto, ecco. Anche perché tu l'hai accettato subito, hai detto sono lusingata, sono piacevolmente sorpresa, grazie, e quindi la tua presenza è doppiamente ancora più vivibile. Parliamo un attimo di questo spettacolo che stai preparando, perché sarà di scena praticamente in questo mese di agosto. Venerdì 20 agosto alle ore 21 al Palazzo della Cultura di Catania. Sì, cortile Platamone. Federico Garcia Lorca, Passione Andalusa sotto la luna gitana, l'ho intitolato. Addirittura. Diciamo che ci ho lavorato parecchio, è un lavoro abbastanza importante, a cui tengo moltissimo. Garcia Lorca non è facile per niente, quindi ho fatto in modo di alleggerire, ma di far sì che venisse fuori proprio l'animo dell'artista in maniera molto forte, molto, molto bella, perché penso che in ognuno di noi c'è un Garcia Lorca. Quando tu parli di teatro si illuminano gli occhi, sì. Però io credo che anche comunque il cinema, la fiction, la TV che ti ha visto protagonista ultimamente è qualcosa che comunque ti appartiene sempre. Quello sì. Non possiamo pensare che il teatro sia soltanto la tua anima vincente, ci sono tante altre sfaccettature. Il teatro sicuramente ti dà delle emozioni bellissime, poi l'attore parte dal teatro, è così. Tra l'altro in sofferenza, insomma, negli ultimi 2 anni sì. con grandissima sofferenza. In sofferenza, però io da buona siciliana, sì? Perché penso di avere l'Etna dentro Giusto. di me, non hai mai mollato. Non ho mollato, quindi sto portando avanti questo progetto sia come produzione, organizzazione e tutto. Ecco, mi sono data parecchio da fare, quindi niente vacanze allora. Sono sempre convinta, e lo dico, che è importante nei momenti, forse questo è quello che sta succedendo, è un metterci alla prova, un mettersi alla prova. È vero, perché proprio in questo momento si vede veramente chi sei e quanto vali e il carattere che hai, perché è un momento molto difficile, quindi sono sicura che ce la faremo e che a ognuno di noi rimarrà qualcosa di importante. Ne sono pienamente convinto pure io. Grazie al nostro personaggio televisivo Ornella Giusto. Invito qui sul palco l'organizzatore del premio internazionale Donna Fugata, che è andato in scena giorno 6 a Palma di Montechiaro, ovvero Francesco Bellia, a premiare Ornella Giusto. Allora, sta per arrivare la targa da consegnare ad Ornella, così poi avremo modo anche un attimo di parlare con Francesco. Consegniamo la targa ad Ornella. Personaggio TV. Grazie, bellissimo. Ai Penalty Awards. La mia terra mi abbraccia sempre, mi coccola, mi sento molto amata E qui. ti sentirai doppiamente coccolata, perché porterai a casa anche una birra tradizionale siciliana. I nostri ospiti vanno via con tantissimo materiale, ma ci piace questa cosa qui, pertanto avrai modo veramente, insomma, di gustarti questa tradizione anche sul territorio romano. La tieni tu? Così eventualmente la consiglio. Troppe cose, il microfono. È vero. Grazie ad Ornella.
Il premio Penalty Awards da un paio di anni a questa parte ha istituito anche una sezione particolare. La sezione si chiama Team Awards e vogliamo premiare un team in modo particolare ogni anno. E quest'anno insomma la redazione è andata fuori dalla Sicilia a pescare un nome, ma soprattutto una realtà romana di grandissimo successo. Parliamo di un presidente, ma parliamo in questo caso anche di una realtà che si chiama Monte Spaccato Savoia. Il presidente che vince il premio Team Awards 2021 è Massimiliano Monnanni, che invito qui sul palco. Buonasera presidente, arriva subito per lei il microfono. Consegniamo il microfono, eccolo qui. Grazie. Il premio Team Awards è un premio che vuole premiare soprattutto un team, una squadra che ha un obiettivo, che non è soltanto sportivo, è un premio che serve per alimentare sogni, speranze e, perché no, progetti. Sì, intanto grazie per questo invito. Essere qui in Sicilia fa sempre molto piacere, perché l'esperienza che abbiamo iniziato noi nel 2018 con il Monte Spaccato è in qualche maniera una società e un impianto sequestrato alla criminalità, oggi in confisca di primo grado, è indissolubilmente legato alla Sicilia per delle ottime ragioni, e sono due i nomi che ci legano alla Sicilia, nomi di cui penso tutti siamo orgogliosi, siciliani e italiani. Uno è quello di Don Pino Puglisi, perché il 15 settembre del 2018, 25 anni esatti dal suo assassinio, noi abbiamo deciso di intitolare quell'impianto, che era un impianto gestito da un clan che ha ricevuto 370 anni di carcere complessivamente per vari reati aggravati dal metodo mafioso, un clan autoctono romano e non siciliano, perché almeno questo. La mafia non ha come dire colori regionali. E quindi abbiamo voluto esemplificare questa scelta con un nome simbolo, che è quello appunto di Don Pino Puglisi, e l'altro è quello di Paolo Borsellino. Noi abbiamo avuto l'onore di ricevere il premio Borsellino, e questo credo che sia uno delle cose più belle che noi abbiamo vissuto. Come dicevi tu, il nostro è un progetto che fa squadra. Ogni ragazzo della nostra squadra, noi siamo arrivati, la squadra società era stata retrocessa in promozione, oggi siamo in Serie D e l'anno prossimo faremo per il secondo anno consecutivo il campionato di Serie D, a più di 40 anni dall'unica esperienza del Monte Spaccato. Doppia soddisfazione allora, presidente. Sì, è una bella soddisfazione, perché ripeto, i ragazzi non si impegnano solo sul campo, con difficoltà, perché sono ormai atleti che sono alle soglie del professionismo. Ognuno di loro viene accompagnato da noi in un percorso di formazione, di ripresa degli studi, di completamento degli studi e di inserimento nei quadri societari e nello sport. Quindi abbiamo un allenatore che proviene dai nostri ranghi, ovviamente regolarmente patentato, e i quadri dirigenti che provengono da ragazzi che hanno fatto con noi un percorso che appunto diciamo, si riepiloga nel titolo del nostro programma, che è Talento e Tenacia. E la tenacia è stata sicuramente, lo sarà sicuramente anche nei prossimi anni, punto fondamentale per un percorso di enorme crescita. Un applauso dunque al premio Team Awards 2021 al presidente del Monte Spaccato Savoia di Roma, Massimiliano Monnanni. Io invito qui sul palco a questo punto colui che la premia, ovvero uno dei nostri sponsor partner. Tra l'altro abbiamo qui la nostra splendida Ilenia con il pallone ufficiale della stagione Freddoneve, ed invito proprio qui l'amministratore delegato della Freddoneve, Tony Freddoneve, che ci raggiunge sul palco. Ciao Tony. Allora, consegniamo subito a Tony Freddoneve il momento importante con la targa a Massimiliano Monnanni per quanto riguarda la sua presenza intanto qui a Palma di Montechiaro e soprattutto l'assegnazione del premio Team Awards 2021. Quando abbiamo organizzato la scaletta abbiamo detto è un personaggio talmente importante che deve essere la chicca finale. Siamo contenti di ospitarlo qui all'interno della nostra 8ª edizione dei Penalty Awards, premio alla carriera 2021 ad una storia vivente del calcio
campionato italiano, ad una storia vivente della Roma che ha vinto un campionato meraviglioso, che ha sfiorato anche il successo europeo in una finale purtroppo persa contro il Liverpool. Premi alla carriera 2021 ad Ubaldo Righetti. Grande Ubaldo. Beh, anche colonna della nazionale, dobbiamo dirlo, anche colonna della nazionale. Il giocatore che stava dietro di tutti con il suo fisico statuario, perché ancora devo dire che è alto e in perfetta forma, e hai fatto sognare Roma, anzi hai onorato questo grande sogno con una vittoria meravigliosa di un campionato, una finale ahimè persa in malo modo, però bisogna ricordarlo per forza. Lo so, purtroppo spesso e volentieri chi perde ricorda un po' troppo spesso tutto questo, però va bene, hai ragione, parliamone poco. Fa parte di un percorso. Che dire, l'attesa è stata lunga, ma ne valsa la pena. E ti chiediamo scusa sull'attesa. No, assolutamente, scusa, è stata molto, molto interessante, perché chi ha partecipato, chi mi ha preceduto, insomma, i discorsi sono seri e importanti e vanno affrontati in una certa maniera. Io ringrazio veramente tutti, ma questo è scontato, uno lo dice per prassi. Però anticipo una cosa, se mi permetti. Certamente. Inventatevi un altro premio il prossimo anno, non sarà questo, se devo premiare qualcun altro io voglio ritornare. Sei innamorato già di questa terra? Sì, ma io un po' la conoscevo, quindi inventatevi qualcosa. Vedremo cosa succederà. No, uscirà qualcosa, non c'è molto da impegnarvi perché è straordinario. Io ho vissuto anche esperienze qui in Sicilia, ho allenato il 2000-2001 il Gela, poi qualche anno dopo anche il Vittorio, esperienze da allenatore importanti. Adesso fai il commentatore però. Ho fatto un po' di tutto, ho fatto anche il dirigente, quindi è importante sperimentare, avventurarsi, conoscere i presidenti, che stasera ne ho conosciuto uno veramente straordinario. È vero. Perché come c'è il detto, no, che i presidenti se la cantano e se la suonano, e stasera abbiamo avuto dimostrazione straordinaria, se l'è cantata anche bene. Ubaldo, ti volevo chiedere, prima di passare alla premiazione e prima di invitare anche colui che ti premierà, di quella Roma vincente, qual è il ricordo che rimane indelebile nella tua mente? Beh, ma sono tanti. Io mi sono affacciato che ero giovanissimo, quindi mi sono rapportato con giocatori di uno spessore internazionale ed è importante, quindi lavorare con loro ogni giorno era dimostrare di essere alla loro altezza, perché dovevi guadagnare la fiducia, ma anche la fiducia dell'allenatore, e con loro sono cresciuto. Si è vissuto un momento incredibile che si è avvertito immediatamente quando si parla di gruppo, di spirito, ed è vero. Ed è vero, perché poi si è alimentato giorno dopo giorno, è diventato sempre più forte. La dimostrazione è anche nei momenti di grossa difficoltà. Nei momenti di grossa difficoltà uno dice sempre il gruppo, però in quelle situazioni un giocatore porta sempre ad andare da un lato che dall'altro, scarica responsabilità, invece noi eravamo sempre uniti, a supporto del compagno. E poi stavamo in un ambiente importante, sano, il presidente Viola, ma soprattutto avevamo un allenatore all'avanguardia che stava avanti, e potrebbe essere ancora adesso il signor Lidom, il Barone, che stava già avanti molto anni luce rispetto a tanti altri allenatori, e anche oggi sarebbe moderno. È vero. A premiarti sarà il presidente Ajax Sicilia, ovvero José Sorbello. José Sorbello, tra l'altro, è un presidente dinamitardo e soprattutto poliedrico, perché è riuscito, secondo me, a dare una svolta impressionante all'Ajax, all'associazione allenatori. Microfono per José. Portiamo dentro questa targa che consegniamo a Ubaldo con anche il ricordo siciliano di Bacco. Ci tengo. Sei un buon gustaio, quindi sicuramente avrai. Eccola qui, la presenza di Ubaldo Righetti, premio alla carriera per quanto riguarda i Penalty Awards 2021, con anche il ricordo di Bacco. Grazie Ubaldo Righetti, grazie. Presidente, sicuramente è un gran bell'evento quello che si tiene oggi in questa splendida location. È sicuramente un evento importante che da tantissimi anni ormai si ripete
perché è giusto riconoscere i meriti degli allenatori, dei giocatori, delle categorie dilettanti che molto spesso non vengono valutati per quello che fanno durante l'anno. Un'ottava edizione a testimonianza di quanto rivesta un carattere importante, ecco, questa manifestazione. Direi di sì, perché manifestazioni di questo tipo non ce ne sono. Quindi l'organizzatore Ettore Tortorici ha cercato di colmare questo vuoto organizzando questa bella manifestazione che vede riuniti appunto allenatori, calciatori, dirigenti, addetti ai lavori di tutta la Sicilia. Passi in sta terra, marcare a fuoco l'ume poi, crescia forte sentimento, poi lume mare e pisto soli, erano anni di incoscienza fra notte e giorno e un po' d'amore, io mi sentivo come un gabbiano, sfidare d'impeto lo vento, lasciare casa e lo paese, vincendo d'essere contento, ma io ti giuro a cuore in mano di marinaro torno capitano. E allora corre, 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 corre che forte di un destino, contro lo vento, la tempesta, contro la miriade lo vicino. E allora corre, 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 per quando sole ti fa l'inchino, e per l'amore di sta terra tu fatti uomo, fatti paladino. Mettici cori, mente e arma, da tutti i passi da tua vita. Io che aperti a te inganna, perché un c'è nudo che ti aiuta. Venite stretta la famiglia, donde c'è da non c'è pianciuta. Parole santi, parole scritte, parole schietti, nomini dritte. Ti sono padre dentro all'occhio, di cucliccia come un suo figlio. Da lì avanti all'orizzonte che sei la strada che ti consiglio. E allora corre, 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 corre che forte dello destino, contro lo vento, la tempesta, contro la miriade lo vicino. E allora corre, 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 fin quando sole ti fa l'inchino, e per l'amore di sta terra tu fatti uomo, fatti paladino. Corre, 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 corre che forte di un destino, contro lo vento, la tempesta, contro la miriade lo vicino. E allora corre, 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 fin quando sole ti fa l'inchino, e per l'amore di sta terra tu fatti uomo, fatti paladino. I can fall asleep, I like go to the deep. I never think about tomorrow, I see only shadows. Sometimes I wanna go, don't know where to go. Here or there, don't know, but I just wanna go. Oh, I keep on running, no, I just don't get a beat. So I keep on singing, I keep on praying, praying, praying. I keep on running, I keep on running now. I keep on running, I keep on running now. I keep on running, I keep on running now. I keep on running, I keep on running now. Every place, I wanna see your face. Don't know where, but I just wanna feel your grace. Trapped in this cage, all I need is a change. Wake me up and let's turn this other page. Oh, I keep on running, no, I just don't get over
singing. I keep on praying, praying, praying. I keep on running, I keep on running now. I keep on running, I keep on running now. I keep on running, I keep on running now. I keep on running, I keep on running now. Oh, don't stop me, baby. Don't stop me. I keep on running, I keep on running now. I keep on running, I keep on running now. I keep on running, I keep on running now. I keep on running, I keep on running now. I keep on running, I keep on running now. I keep on running, I keep on running now. I keep on running, I keep on running now. I keep on running, I keep on running now. Chiudiamo qui la puntata odierna di Aspettando i Penalty Awards. Vi aspetto domani come al solito alle 13 sul canale 15 del digitale terrestre di 7 Gold.
È l'evento più importante del calcio dilettantistico siciliano. Vi aspetto lunedì 20 giugno alle 16 con ingresso gratuito presso il Teatro Nino Martoglio di Belpasso, 9ª edizione dei Penalty Awards. Il calcio dilettantistico ritorna in passerella.